casa, Marco Bosco Bulevin della Marina della Tarsima di Salina che ci ha ospitato oggi. Io porto i saluti dell'assessore regionale al turismo della regione Veneto Caner, che oggi non è potuto essere qui, perché aveva già preso precedentemente. Noi abbiamo il contatto con cui abbiamo condiviso questo progetto che adesso Tito e Isabella vi spiegheranno. Porto anche il saluto dell'amministrazione comunale di Chioggia e io direi che potremmo partire facendo parlare Roberto Perocchio, che è il presidente Asso Marinas, l'Associazione Italiana Porti Turistici a sede a Roma, e che fa una piccola introduzione, dopo lascio la parola per la presentazione proprio del progetto che oggi appunto presentiamo qui. Vorrei l'applauso. Per cominciare a illustrare la situazione di questo incontro, ovviamente ricordo che il settore nautico nazionale è stato traumatizzato sin dal 2010, che abbiamo avuto un notevole calo delle attività di fatturati anche nei porti turistici, che abbiamo quantificato nel 25%, ma che dal 2015, anche a causa di alcuni segnali normativi che sono provenuti dal governo, per cui anche un legge occasionale, segnali normativi tipo l'abolizione del tasso di possesso, l'introduzione della figura giuridica del marina di sorte, eccetera, abbiamo cominciato a riprendere quota. Come diciamo, produzione nautica nazionale, dove avete visto i dati di Cina, si parla del 18% addirittura di aumento di fatturato dei produttori nautici che oggi si agganciano all'export, che si rivolge all'Italia come un paese produttore di eccellenza in termini molto favorevoli, mentre nel settore dell'utilizzo nautico nazionale, quindi nel settore del mercato interno, la ripresa è un po' più lenta e graduale. Come porti turistici ne abbiamo già annunciato negli anni passati, che nel 2015 mediamente si tratta di una ripresina del 3%, nel 2016 del 5%, quest'anno probabilmente saremo nuovamente sul 5%, però i dati finali li presenteremo al Salone Nautico di Genova quando faremo la conferenza sul turismo nautico costiero annuale. Quindi, in Italia oggi ci sono 20.000 posti d'arte nuovi realizzati proprio nel periodo della crisi economica, ci sono altri 20.000 posti d'arte anche in costruzione, ci sono un sacco di progetti. Quindi il problema è dare la possibilità agli enti nautici di utilizzare queste strutture, di usare un po' più facilmente la barca, di sostenere un po' più facilmente i costi di gestione di una barca, perché la classe media italiana ha pesantemente sofferto degli effetti della crisi globale finanziaria e tutte le situazioni che si sono trascinate fino ad ora. Di conseguenza, per ridare fiducia, anche uno strumento come il noleggio occasionale, che tra l'altro negli altri paesi del mondo si sta diffondendo molto rapidamente. Diciamo che l'uso della barca, lo scambio della barca cosiddetto peer-to-peer nel mondo anglosassone sta diventando un'abitudine sempre più radicata. Il merito direi di Reni adesso è presentare una forma che si basa in una normativa che è stata elaborata nel 2014 e che determina una contrattualizzazione del rapporto assolutamente inattaccabile. Quindi, come associazione che raggruppa 80 porti turistici di tutta Italia, abbiamo ritenuto opportuno sostenere questa proposta di sharing economy, una sharing economy che sta diventando pervasiva in tutti i settori del consumo. Quindi passo la parola al dottor Mastro Rosa per entrare nel dettaglio della Allora, io innanzitutto potrei subito fare una domanda. La cosa è nata questa idea, se ce la spieghi bene il titolo, siete un gruppo di soci che avete deciso, siete tutti amanti della nautica, avete deciso di, adesso ce lo spiegherai tu. Grazie a tutti innanzitutto di essere venuti qua, amici e partner. Presentiamo la squadra, innanzitutto abbiamo il fianco di Socia, Luca, prima di Socia Luca, Michele Lorenzoni, ingegnere
persone, Michele, siamo qua, così mi fai conoscere tutti gli amici, che è un grande amico, un grande appassionato della nautica. Poi abbiamo la Lucrezia, che è qui in sala, eccola qui, ecco, una bellissima ragazza da qui, Patrizia Barbieri, lei è molto brava nella gestione della nostra nuova azienda. Ecco perché è nata questa cosa? È nata innanzitutto dalla passione. Voi insegnate che quando le cose sono dettate dalla passione sicuramente hanno un risultato certo, perché c'è una forte motivazione che non è devo lavorare per lavorare, ma lavoro con passione. In più c'è anche un'altra cosa fantastica, oltre che la passione c'è l'esperienza del mondo della nautica, perché abbiamo studiato in tantissimi anni di crociere e in tantissimi anni di quella che è la percezione di come si deve. Il perché abbiamo sviluppato questa piattaforma è molto semplice, è nato per gioco, intervistando la gente, parlando con gli armatori. Abbiamo fatto un sacco di telefonate, un sacco di interviste e abbiamo chiesto loro. Ma secondo voi, privati armatori, per cui gente che concepisce la barca a livello privato, per il diretto, ma non per lui, se noi facessimo una piattaforma dove ti diamo una mano, diciamo, a fare l'attimino cassa, in questo termine, oppure contribuiamo al mantenimento della barca affinché tu possa sostenere la tua passione. Ti piacerebbe? Sì, certo, sì. In che modo non vorresti che fosse fatto? E sono emessi 5 voti che vi riassumo subito. Allora, ci sarà un noleggio espresso dalla volontà dell'armatore con lui a bordo, quindi sarà lui che farà la condizione della propria barca. L'armatore obblighi e gli obblighi con cui condivide la professione nautica, con cui, voglio dire, abbiamo un sacco di barche che magari sono ferme e non riescono a partire, anche perché hanno un anno di equipaggio. Io ad esempio sono con mia moglie con una barca non piccola, però tante volte mi dico, ma se avessi una coppia di persone che montasse e salisse in barca, con cui magari condividere un'esperienza nautica, ma perché no? Mi aiuterebbe a passare il momento di condivisione di una bella vacanza. L'aspetto economico è quello che mi aiuterebbe a sostenere le piccole spese che noi abbiamo, perché non è che si fanno di tutto, ma a sostenere questa diciamo, nostra passione. Ed è emerso questo punto e l'abbiamo previsto il momento un po'. Ma c'è qualcuno che ha detto che non ho nessun problema, ho la barca senza nessun problema, mi dimostra che ha la patente in grado di condurla, quindi ha un'abilitazione per farlo e abbiamo previsto anche. Poi abbiamo previsto un altro modo, un noleggio al ruolo, perché il territorio, qui abbiamo un sacco di marini, avete dei posti straordinari, sono dei posti di organizzatura, con cui se uno dice condivide quella vacanza, magari piuttosto che da tempo si mette al ruolo, sfrutta la religione di scrittura, abbiamo dei classi straordinari e quant'altro, addirittura i campi di forza, perché non potrebbe essere un'alternativa per una famiglia che vuole provare l'esperienza di fare al volo. Abbiamo poi inserito un altro modo di noleggio che è quello praticamente col trasferimento. Tante persone dicono, ma io devo andare, non so, non so per prendere la nave o prendere l'automobile. Vi faccio un'esperienza sotto il solo vero fatto di trasferire io e mia moglie in una località ben precisa. Quindi quello è un trasferimento vero e proprio. Poi abbiamo previsto anche un altro tipo di noleggio, quello con lo speeder, nella possibilità dell'armatore di poter fare questo tipo di esperienza, delega una persona professionista a poterlo fare. Quindi abbiamo inserito nella nostra piattaforma anche la voce di speaker professionista. Quindi vedremo una sorta di qualifiche professionali che devono fare. Come diceva anche il Presidente, noi ci siamo a base di una legge dello Stato, che è la legge che ti permette agli armatori di poter fare questo tipo di attività, che non superi i 42 giorni nell'arco dell'anno. Quindi vuol dire che siamo stati molto attenti alla comunicazione, abbiamo creato un percorso giuridicamente valido, abbiamo creato una piattaforma dove la gente si identifica per poter fare questo tipo di attività, perché sennò alla fine la gente si inserisce
si fanno tra di loro una serie di accordi, ma ci sembrava giusto regolamentare e dare una casa diciamo che mi hanno intervistato la gente un altro aspetto, perché credetemi è importante intervistare il mercato, perché il mercato ci dà le risposte da quello che è realmente il prodotto o servizio, perché se noi non intervestiamo il mercato creeremo un prodotto che magari non riscontra realmente l'esigenza del mercato. Io l'ho scoperto e l'ho imparato perché faccio anche un altro lavoro sull'imprenditore, perché ho sempre cercato di creare beni o servizi che riscontrino poi realmente completamente la. Allora, mancava un prodotto assicurativo. Io qua ringrazio anche Antonio della Moniprov che è qui con noi, che si è ammazzato pure Antonio, un applauso perché grazie al contributo di questa azienda che ci ha seguito siamo riusciti ad avere una convenzione che chiaramente noi comprendiamo, però regaliamo tutti diciamo, gli utilizzatori del sito quando facessero il noleggio la copertura assicurativa gratuita offerta gratuitamente. Perché non l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per due aspetti, per cercare di incentivare questo tipo di strumento che non sia rischioso dal punto di vista armatore, quindi si fa un noleggio in piena tranquillità sapendo che c'è una copertura assicurativa o rischio, al di fuori ovviamente la polizza furto che non copriamo, però siamo una vera porta casco di fatto, e in più abbiamo anche una polizza sanitaria per quelli che sono gli usi. Quindi abbiamo detto se il noleggio si è privato, se deve essere noleggio deve essere fatto con tranquillità. Questo è lo scopo. I 5 modi di noleggio li abbiamo detti, quindi abbiamo rispettato la volontà del mercato, perché tanti armatori, non sto a dirvi se in Centro Italia piuttosto che in Sud Italia, per esempio qui nell'Alto Adriatico, se tu dici a una persona noleggia la barca, gli dice guarda ti do mia moglie, ma la barca me la do, io non la do a terzi, ma condividiamo, però noi cosa diciamo? Noi diamo la possibilità al mercato di fare delle scelte. Il mercato è l'armatore che determina la volontà, quindi noi abbiamo veramente previsto. Quindi 5 modi di noleggio, la copertura assicurativa, l'incentivo da parte della piattaforma a stimolare l'indotto della nautica, perché secondo me sono due aspetti fondamentali, dico perché ci credo. Allora, non solo l'aspetto dal punto di vista economico per aiutare a sostenere la passione della barca lato armatore, ma soprattutto lato turismo, perché stiamo sviluppando e abbiamo inserito anche le house tutto il patrimonio turistico che è pieno il nostro territorio. Sarebbe bello intendere un sacco di turisti a visitare il nostro territorio e la nostra promozione è anche verso la piattaforma è sì del Mediterraneo, però la promozione a livello mondiale per cercare di catturare dei turisti che possono visitare e capire dal mare oppure le bellezze dei fiumi piuttosto che il territorio che offre la natura. Quindi l'aspetto, secondo me, ha un eco anche dal punto di vista del turismo. Ed è per questo che oggi noi abbiamo voluto fare un partenariato con le Marine. Perché non è solo un discorso aiutarci a divulgare questo strumento che vuol dire è innovativo sotto certi versi, perché non abbiamo inventato la quotata che abbiamo dato una destra. Abbiamo dato una destra di copertura, abbiamo dato però anche la possibilità ai nostri partner, che sono le marine, a essere come gioco di squadra del sistema paese, a divulgare quello che è il sistema italiano, le bellezze del patrimonio che noi possediamo, e divulgarlo a come dire a noi. Ecco perché io ho voluto necessariamente partner con le marine. Quindi è una doppia, come dire, convenienza. Noi perché ci traghettano all'interno delle loro marine parlando agli armatori con un newsletter molto soft dicendo che esiste questo strumento. Ma noi, avendo il logo di queste marine, quando vedono Remi vedono un sistema paese. E la stessa cosa sto facendo con i partner a livello aziende. Aziende solide, aziende che hanno bisogno di essere in squadra con noi, che hanno bisogno di portare avanti sempre. Questo è il concetto del nostro progetto.
Nasce da una grande mente, che è quella dell'ingegnere Lorenzo Barretto, perché Michele ha progettato tutto il processo logico di come doveva lavorare l'anno, e attraverso questo progetto e tutto da principio anno fa ha detto che io chiedo di farlo in Italia sul Mediterraneo, sfruttando un po' quelle che sono le conoscenze commerciali, però diciamo il grande maestro e il grande architetto di questa mega struttura, io devo dire che è l'ingegnere di Lorenzo. Quindi direi che facciamo un applauso perché siamo qua e possiamo farci. Poi conosci che sono tutto creativo, è un carattere molto creativo risultato, però ho un cuore grande e apprezzo quando ci sono queste cose. Ecco, io direi, passo un attimo la parola a Mirko o alla Betty, anzi alla Betty, che se vuole aggiungere qualcosa non c'era dimenticato, perché chiaramente ha fatto emozionale e diciamo altre integrazioni della piattaforma che gestisce, se andiamo più sui dettagli. Ma io più che altro volevo fare un paio di integrazioni. Siccome la piattaforma l'abbiamo pensata a 360 gradi, quindi ci sono anche dei servizi che prima che vogliamo implementare, non so, la pulizia delle acque per poter usufruire per esempio di quello che c'è nelle varie marine, che hanno, non so, il sub per il controllo della catena piuttosto che le pulizie, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo gli skipper, quindi abbiamo creato una parte a sé stante della stessa piattaforma per permettere ai professionisti che hanno una partita IVA di mettersi in vetrina, diciamo, di proporre servizi, incentivando in questo modo anche il lavoro proprio del comandante per il momento dell'imbarcazione. E poi offriamo tra l'altro anche la precompilazione dei moduli che servono per l'espletamento della legge sul noleggio occasionale e quindi la comunicazione alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire della cellulare secca del 20% che non fa cumulo con le entrate normali che può avere un armatore, ma che è una cosa a sé stante. Quindi all'interno dei 42 giorni di noleggio occasionale si paga solamente il 20% di tasse, che non fa cumulo, sì. Quindi questo giusto per completare un pochino il profilo della piattaforma, che voi vedete l'atterraggio, la landing page, come chiamano i nostri tecnici che sono presenti. E questa è la nostra landing page della piattaforma vera e propria che voi trovate sia su PC che su altri strumenti tecnologici. Un'altra cosa che è molto importante che ci siamo dimenticati di dire è che è rivolta anche al mercato internazionale. Quindi siamo partiti con 4 lingue, che sono l'italiano, il francese, l'inglese e il tedesco, perché siamo partiti chiaramente dal nord-est e quindi abbiamo pensato alle lingue di più facile utilizzo qua. E poi nel prossimo anno ne svilupperemo altre fino ad arrivare a 8 lingue del bacino del Mediterraneo. Quindi l'armatore è soprattutto italiano in questo momento perché è il nostro bacino, ma il cliente speriamo che sia soprattutto internazionale, perché così c'è una scoperta del territorio, come diceva Tito, e cerchiamo di attirare, di dare una mano quantomeno ad attirare sempre di più il turista straniero che vuole visitare l'Italia. Io farei dire qualcosa a Marco, al padrone di casa, una cosa buona, saluto, e poi dare la parola a Alfredo Giappone, che ci racconta un po' come giornalista, costruttore, interista, gira mondo e veda. Ci racconterai la tua esperienza. Buongiorno a tutti e benvenuti in Nazionale Saline. Bentornati a Tito e a tutto lo staff di Remiamo. Come Marina, sulla scia di quello che ha già detto Roberto, però su Marina, abbiamo visto positivamente alla
al neonato RemiApp, perché dal nostro punto di vista è un contributo in questo momento alla visibilità della nautica da diporto, alla vicinanza alle persone, alla gente del mondo della nautica. È un ulteriore passo verso l'avvicinamento delle persone che sono, diciamo, che si guardano al mondo del mare e della nautica con un po' di curiosità. Ed è un modo per dire: entrate, vedetela, provatela, perché non è, come a volte si è detto in passato, un mondo per pochi, un mondo di nicchia, un mondo per pochi fortunati, ma è davvero un'esperienza di vacanza, di vita, di condivisione assolutamente alla portata di tutti. Fare una vacanza in barca a vela non è più costoso piuttosto che andare in un albergo in montagna o piuttosto che prendere un aereo e andare sul Mar Rosso. E noi siamo un paese, il Mediterraneo è il posto più bello del mondo, siamo un paese con centinaia di chilometri di costa e dobbiamo assolutamente farlo capire alle persone. RemiApp è un passo in questa direzione. Per cui massima collaborazione a voi. E mi auguro che tutto il settore degli addetti ai lavori lo capisca, perché secondo me questo è il futuro. RemiApp è allo stesso tempo una nautica con di tutti ed è digitalizzazione, multimedialità, mobile, quindi una cosa moderna e al passo dei tempi. Grazie a voi. Tito mi ricordava di dirvi perché Remi, il nome sì, perché è nato quando ne parlavamo così tra di noi, erano lì tre a mia barca, quindi Rent My Yacht. Poi Rent My Yacht ci sembrava un po' presuntuoso e quindi i nostri ragazzi ci hanno presentato parlando con noi Remi e da lì è nato come Remi ed è rimasto Remi. Quello che RemiApp per una questione di web, quindi, sarebbe Rent My Yacht. Bello, direi che puoi autopresentare. Bene. Beh, io quando Tito mi ha raccontato di questa sua iniziativa l'ho abbracciata subito, perché qualsiasi cosa sia a favore della nautica io sono sempre presente, in quanto ho dedicato gli ultimi 30 anni della mia vita alla nautica. Io ho avuto la fortuna di sposare una donna che ama il mare come lo amo io. Ci siamo sposati nel 93, siamo partiti per un viaggio di nozze che è durato 18 anni. E questo qui, e siamo tornati insieme, lei non mi è scaraventato in acqua e io non l'ho fatta scivolare nel cielo. Questa è già una prova. Un'altra prova è che appunto noi siamo ancora prevalentemente abitanti della nostra barca, che è sempre la stessa, quindi diciamo che le barche di qualità e soprattutto la crociera sono longeve, anche più di noi, perché sono partito che avevo 32 anni, ho fatto il giro del mondo che ne avevo 36, devo dire adesso che ne ho 55, vedo la differenza del passaggio degli anni. Mentre la barca, investendoci un po' di soldi, grazie anche alla possibilità di recuperare con qualche amico pagante, oppure con una formula come questa che è modernizzata, perché è una formula che in effetti esiste da sempre, perché tutti gli amanti del mare, tutti quanti gli appassionati hanno sempre cercato di conciliare il tempo con il lavoro, la vita libera con il portafoglio. Ecco, io sono un esempio che si può fare, l'esempio evidente, dopo ognuno trova un proprio equilibrio, ma sicuramente un aiuto importante viene dato per mettere un po' a reddito, diciamo, quantomeno non spendere i soldi per le manutenzioni, grazie a degli amici che vengono, che pagano, perché poi alla fine diventano amici perché ci accomuna la stessa passione, no? La passione per i viaggi, per il mare. E in più permetti a loro magari di scoprire mete diverse, nel nostro caso al di fuori del Mediterraneo, ma anche qui ho continuato e continuo a promuovere le coste italiane, perché sono effetti per tutto il mondo, perché si concilia un'armonia di
di storia, di architettura, di prodotti enogastronomici che il mondo ci vive. E me ne rendo conto vivendo all'estero, perché noi con la nostra barca è dal 2007 che siamo negli Stati Uniti e devo dire che per quanto noi ci vogliamo sempre autoflagellare, il Made in Italy e l'Italia come paese è sempre visto con grande stima, con grande ammirazione e anche con grande preoccupazione, perché quando partono gli italiani sono capaci a produrre dei concept, a produrre delle barche che veramente sono difficili da operare. Io ho un Italia 56, è stata la nostra prima casa fino al 2007. Con questa barca abbiamo fatto la Millennium Odyssey, la regata organizzata da Jamie Cornell dal World Cruising Club, che ha costituito il più grande evento bellico per le celebrazioni del millennio. Noi eravamo 65 barche in rappresentanza di 20 paesi e alla fine comunque siamo arrivati terzi assoluti, una bella prova sportiva. Ma alla fine noi siamo stati mossi proprio dalla curiosità di viaggiare, di scoprire il mondo con la barca a vela, perché è un mezzo straordinario che corre nel Mediterraneo, nella culla della civiltà, nel cuore delle città, ma basta vedere Caule, basta vedere Grado, la Grecia, tutte le isole della Grecia, tu sei in pole position e sei a casa tua. Non devi fare valigie, ma hai la tua casa e ti serve. Negli Stati Uniti, in Caraibi, nelle isole fantastiche della Polinesia, di vedere fenomeni naturalistici ripetibili e impagabili. Ma la cosa grandiosa è la potenzialità che ha una barca. La barca ti permette di vivere, come ha permesso a noi, su isole deserte per anni e poi ti porta a New York, a Boston. Quindi le potenzialità dipendono solo da quanta fantasia ha l'armatore e quanto tempo ha l'armatore. Dopo arriva anche la questione economica, ma in molti casi, anzi nella stragrande maggioranza, la questione economica è una scusa per compartire. Io poi ho conciliato appunto la passione anche con il lavoro, ho seguito per tantissimi anni per Bolina, per Telemotore, poi ho iniziato a scrivere libri pubblicati dalla Mursia, ne ho 6 attualmente, e quindi insomma non c'è limite, come dicevi te, la passione è il motore che muove tutto, e quando c'è una passione io sono sicuro che in questo caso ci sarà anche un successo, perché comunque capita anche nel momento storico giusto e anche con uno stile e una tecnologia che finalmente viene attuata anche nel mondo della nautica. Quindi plaudo a questa iniziativa, sono qui per personalmente sottolinearlo. Allora, grazie Alfredo, fantastico, poi una persona come te che ha un bagaglio di esperienza, ha visto tutto il mondo, ha visto tutto il mondo, ha navigato. Io invito gli amici a vedere i suoi libri di Alfredo, perché sono comunque una testimonianza di una grande fatto. Io volevo, per concludere, non vorrei annoiarvi, poi comunque vi cedo la parola perché insomma siamo qua per accettare anche diciamo, critiche, suggerimenti. Marco stesso ci ha dato, quando ci siamo conosciuti, degli input per migliorare anche l'utilizzazione del cliente, essendo diciamo un noleggio fra privati, deve avere anche una certa qualità. Ci siamo impegnati anche su questo. Però il Presidente, il dottor Perotti, mi faceva presente anche ed è giusto sottolinearla. Il fatto di fare, diciamo, un partenariato con le marine può portare anche un'altra cosa, oltre alla bellezza, per servire al possibile cliente quello che è il territorio e la struttura. Ma porta anche un'altra cosa importante, il fatto che se noi mettiamo, diciamo, della liquidità e aiutiamo l'armatore a sostenere la passione, di conseguenza ne beneficerà anche la marina, perché se è vero che magari delle volte si fa fatica a incassare da parte delle marine l'affitto del posto barca, secondo me questo è anche uno strumento economico. In più ci deve essere anche, diciamo, volontà, il gioco di squadra fra marina
e Reni di dire: caro allocatore, io ti suggerisco questo strumento allorquando percepisci che sei in crisi, che fai fatica o comunque sei da solo e vuoi condividere una vacanza. Quindi gli elementi, diciamo, di joint venture ci sono tutti, il partenariato anche nei confronti tra armatori e marine. Quindi pensiamo che a livello emotivo questa cosa è anche a livello, diciamo, commercialmente parlando, anche un senso. Ecco, io volevo ringraziare e citare ognuno di voi perché tanta gente ha fatto dei bei chilometri. Allora, incominciamo con Marco Salines. Grande Marco, grazie per averci ospitato, ci credi, ce l'hai dimostrato e a nome di tutto un vero ringraziamento di cuore. Poi abbiamo da ringraziare il dottor Pennocchio, avremo il gusto di ricordare, l'abbiamo già fatto. Vittorio Panoveni, segui Vittorio, grazie, lui è dell'orologio, grazie all'orologio, poi ricordiamo che Vittorio è una figura importante perché ha una grossissima software house che praticamente sviluppa lo yacht in passe in tutte le marine d'Italia, quindi una figura anche professionalmente parlando molto di rilievo per il settore della nautica. Grazie per essere venuto. Poi abbiamo Delta Aschi, i ragazzi sono bravi, Michael e che ci seguono, credete, con molta pazienza, la produzione del giorno dedicati per noi, bravi, e lo farei un applauso per perché possiamo chiamare anche le 10 di sera non rispondono, è una roba veramente commovente. Poi parliamo e ringraziamo Lodi Broker, la società di Lodi Broker, la figura di Antonio, con il suo diretto manager, di Nicola Lodi, per averci dato, come dicevamo prima, la possibilità dell'assicurazione. Ringraziamo Alfredo Zaccone, grande, perché sei venuto, scrittore e grande direttore. Poi parliamo di Marina di Valle di Chioggia. Giuliano, grazie di essere venuto. Antonio, grazie. Sono una bellissima marina di Chioggia, sono partner di Reni, una bellissima marina immersa nella laguna di Chioggia. Poi abbiamo la Marina del Cavallino, Cavallino. Abbiamo l'MGC, ecco l'MGC io volevo fare due parole. Gianluca, agiti un attimo. Allora, con Gianluca c'è un rapporto, cosa abbiamo pensato? E avevo tenuto questa chicca finale proprio perché volevo presentarvi la persona. Oltre all'assicurazione abbiamo pensato di dare tranquillità all'amatore facendo una dove, qualora l'amatore avesse problemi, loro hanno strutturato, penso, pianificato in tutto il Mediterraneo, il servizio sia di traino che di trasporto in pezzi di cambio. Quindi, per il periodo del noleggio, noi ci appoggiamo a questa struttura che si chiama MGC. È stata una condivisione da subito, diciamola, quindi non c'è stata molta difficoltà. E grazie anche di darci questo servizio attraverso la vostra straordinaria struttura. Bene, poi Arima, abbiamo qui il nostro. Allora, Mattia Toschi, eccolo qua, che è venuto, si è fatto un bel po' di chilometri, ma sei responsabile in Italia. È una condivisione per un'azienda italiana, abbiamo detto sono aziende italiane, parti italiani, loro sono i leader sul settore del pneumatico, del cartello, avete anche le zappe, avete poi di tutto, adesso è diventato mettere, quindi avete trovato prima. Loro sono a bordo con noi, nel senso che ci traghettiamo, dando visibilità, ma abbiamo sviluppato anche una convenzione commerciale con loro che scoprirete comunque sul nostro sito e al nostro live, perché abbiamo pubblicato anche questo, abbiamo pensato non solo visibilità, ma diamoci anche una possibilità di reciproca commerciale. Grazie di essere venuto. Poi abbiamo Giorgio Amico, che è un amico, ma è diventato un amico perché ci ha sentito, ci ha tenuto, ci ha pensato. Grazie Giorgio. Prima presentazione ufficiale alla stampa all'ANSA di Milano, abbiamo fatto una bellissima conferenza stampa con lui, presidente FDC Marine. Grazie Giorgio, di cuore, sei sempre con noi. Oggi è venuto
molto, nonostante i chilometri che hanno, perché ci credono. Poi abbiamo Nauticam, Filippo Controlla, grazie, un grosso operatore nel settore della nautica. Ricordiamo, va bene, da Dalmas, uno dei suoi colleghi soci, che è San Lorenzo, e poi prestigiosi nel mondo della nautica, sia il motore, loro sono a Milano e ci stanno, diciamo, supportando anche loro, quindi abbiamo fatto vedere gioco di squadra. Sì. Poi abbiamo, vediamo, dalla vita, un mito. Grande applauso qui a il nome dell'audio, scusami, gioco, sembrante, se ricorda, per me, da oggi, devo dirti che un po' di batticuore mi viene, perché è un'icona della storia della nautica, un grande applauso perché è venuto apposta, ha capito il concetto tecnico, sai tutto quello che vuoi sentire, questo vuol dire che, insomma, è uno sforzo, è una grande cosa, grazie. Ringrazio mio fratello, Franco Allevo, avvocato, che ci aiuterà in questo percorso, abbiamo pensato con lui, ma faremo una seconda conferenza stampa, costruiremo un blog dove raccontiamo una prima consulenza a chi vuole capire di più del mondo della nautica, i contratti, pensate alla gente che vuole comprare le parti, non sa da quale parte iniziare, da chi andare, come fare i contratti, se devo fare l'edilizia, devo fare l'edilizia. Franco è una persona più adatta perché non solo siamo cresciuti insieme, siamo figli di amatori, mio papà ci ha messo in barca ancora quando eravamo ragazzini, per cui ormai lui ha l'esperienza professionale e poterlo fare. Grazie Franco di essere venuto. Certo, vieni, guarda il microfono Franco, tranquillo. Guarda se non ti riesco questo. Una parola per dare perché la prima tromba d'aria che avevo preso a Fiorentina a portare a portare un bigliettino sul dare pietà a Pirano, l'Open, che tuo padre, non so come siete stati riusciti a venire fuori, come stai pensando, ti ricordi? Nel 73, fu il primo dalla pietà, bellissimo. Grazie a tutti. E perché no, all'ultimo, ma non l'ultimo, ma il primo, grande amico, Mastro Rosa, grande Paolo, di tutta la nostra comunicazione della stampa, grazie di cuore da parte di lei. Penso che a questo punto abbiamo, se ci sono domande, la nostra iniziativa, sono qua, c'è il microfono. Grazie. Io volevo chiedere un esempio pratico di funzionamento, cioè mettendomi dalla parte del cliente che vuole noleggiare una barca per una settimana, per dire, capire come faccio a orientarmi nel sito, cioè vado sul sito, lo apro, cerco una darsena che so vicino a casa mia perché può essere la cosa più opportuna, poi cerco il tipo di barca, riuscite anche a farcelo vedere eventualmente, non so. Chiediamo magari ai tecnici di darci una dimostrazione. Sì. Allora, intanto quando si entra si arriva sulla landing page, che è quella che abbiamo visto prima, dove avete esplora le offerte. Esplora le offerte sono tutte le barche che abbiamo sul portale e a quel punto o le si scopre oppure si fa una scelta, forse una scelta con i filtri, per esempio. Sì, da quella. Ci sono dei filtri di ricerca per cui una persona può scegliere per data, secondo la barca che preferisce, la lunghezza, il tipo di noleggio, insomma ci sono vari strumenti prioritari, diciamo, in base a quello che il cliente desidera. Dopodiché, quando è stata fatta la scelta del filtro, si va a vedere le barche che compaiono e si può entrare in ogni scheda della barca. C'è anche dove è ormeggiata abitualmente, quindi il porto di ormeggio,
e poi tutte le caratteristiche della barca, anche dal punto di vista intrattenimenti, per esempio, quindi le date di disponibilità, il prezzo, eccetera, eccetera. E spesso l'armatore mette anche una breve descrizione di quello che è la sua barca, proprio per far capire, esatto, dove vuol navigare, proprio per far capire da un punto di vista emozionale quello che è per lui l'armatore, la propria barca, e poi dove naviga abitualmente. Se sono stata esaustiva, sì, sì, sì. E dopodiché c'è lo step successivo, scegliere le date, vedere se l'armatore è disponibile e procedere alla prenotazione. Per la visualizzazione del modulo di prenotazione? Allora, la prenotazione è molto semplice, si inserisce la data e si clicca prenota. Questo è un riepilogo del costo, dei numeri di giorni prenotati, insomma, poi si fa accedi e si procede poi al nuovo pagamento. Nel momento in cui viene effettuata una prima prenotazione, arriva all'armatore la richiesta, questa è una cosa che forse ci siamo dimenticati di dire nella presentazione, che l'armatore può accettare o rifiutare la prenotazione della barca. Quindi in base a quello che riceve può decidere per esempio di rifiutare questo tipo di prenotazione. È a sua completa discrezione dire sì o no. Ha 48 ore di tempo ed il cliente è informato di questa procedura. Ha 48 ore di tempo per accettare o meno la prenotazione che gli è stata segnalata. Nel momento in cui accetta, la prenotazione è arrivata a buon fine, quindi poi si metteranno d'accordo personalmente sugli step successivi, a che ora si trovano, dove, se ci sono delle richieste particolari da parte del cliente, tipo non so, cliente vegetariano, dice facciamo insieme Cambusa per esempio. Sì, il contratto si perfeziona dopo 48 ore, poi fisicamente il contratto lo fanno armatori e cliente. Lì noi non entriamo nel merito perché è una cosa tra privati. Quindi, certo, noi abbiamo previsto anche una parte sul sito dove mettiamo a disposizione dei documenti della documentazione, tra cui un contratto base di noleggio occasionale che l'armatore può scaricare e utilizzare nel caso che la sua barca venga noleggiata, piuttosto che il modulo di consegna, piuttosto che il verbale di constatazione dello stato della barca, eccetera, eccetera. Questo anche la cauzione, diciamo, tutelare. Sì, se l'armatore, è sempre l'armatore che decide se vuole utilizzare o meno questo strumento, quindi ha la possibilità di richiedere una cauzione, quindi un deposito cauzionale in caso di danni che il cliente può fare, per esempio se vede una sigaretta sulla moquette, chiaramente utilizza poi la cauzione per rifarsi di questo danno, piuttosto che l'annullamento, quindi è l'armatore stesso che può scegliere se mettere una clausola di annullamento o meno. Tutti questi servizi vengono gestiti all'interno della piattaforma, quindi l'armatore non deve fare nulla, deve solo dirci se non vuole o non vuole. In quel momento tutto il procedimento automatico all'interno della piattaforma lo porta, lo guida e gestisce per lui il denaro, quindi lui non ha problemi di incasso, perché comunque è la piattaforma che garantisce l'armatore, ma che anche garantisce il cliente, perché finché il noleggio non viene effettivamente effettuato, cioè io cliente vado, trovo la barca, salvo a bordo, fino a quel momento l'armatore non viene, non decide del noleggio. Una tutela sia per l'armatore, perché cerchiamo in tutti i modi di dare lui del suo bene, ma cerchiamo anche di tutelare il cliente che si trovi di fronte a bene che ha acquistato in base alle fotografie, alle descrizioni, eccetera,
e che effettivamente la barca poi sia dove Ora da fare. per la sua vacanza. E io in questo momento non posso. Se non sbaglio, hanno fatto fare una vacanza e quindi anche una valutazione, una recensione. Sì, quando il cliente rientra, quando il noleggio finisce, diciamo così, tutti i partecipanti a questa esperienza, l'armatore, il comandante che è stato scelto sulla piattaforma e il cliente ricevono un modulo di cioè il famoso rating che si usa su internet, dove dovrà rispondere alle domande già preconfezionate e a quel punto si ha anche il rating dell'armatore del cliente della banca, che servirà poi in futuro ai vostri clienti nei confronti dell'armatore, nei confronti del cliente, per avere una visione un pochino più completa di chi è la persona che sta dietro a questa imbarcazione o a questa richiesta di vacanza. Io forse a livello spiegativa che è la cosa più importante la comunità da lobby, ma allora speriamo dal fatto che chi utilizza la barca, l'armatore sa quello che anzi non sanno già quello che devono fare di mettiamo caso che affitti una persona che ha la patente ma in barca non si è mai andato. Dopo ovviamente se c'è il sinistro chi interviene è lui con la polizza porti o con la polizza civile e poi se non pago io come legale perché non danno di confronto per i soldi per loro che hanno fatto il salvataggio e per loro che non hanno in barca. Allora dico, se magari loro a livello assicurativo nei blogger mi chiedono effettivamente di che cosa si intende per terzi trasportati, perché nessuno sa che a livello assicurativo se sono terzi trasportati c'è il risultato. Ma fatto quello che io vedo con la parte di finanza, con la parte sinistra. Come terzi trasportato in barca, terzi trasportati sono coloro che non stanno sul contesto. Cioè io invito degli amici in bambino mio, in barca vera, se io sono in barca di mio fratello, questo è importantissimo che tutti devono sapere. E se io vado in barca con lui e tiro una cifra e mi faccio male, la Guardia di Finanza non mi a voto, io sono mi presumo parte del caso. Mi devo avere un libro giornale, eccetera, parte di una denuncia. Terzo trasportato. Quindi l'assicurazione ti fa 4 righe a vedere. Poi si intende per terzo trasportato e poi si intende per il fatto. L'LC paga come si chiama il trasportato, purché sia trasportato. Se invece uno lavora in barca, non fa più parte. La parte dell'assicurazione non fa. Tanto che secondo me per non avere il problema è che tutti i monti in barca, queste cose qua non le sanno. Ma volevo dire che questo che ha fatto presente Franco sarà probabilmente io sono in barca. C'è nessun attimo. E di questo non volevamo parlarne perché è un'anteprima dell'anteprima, perché stiamo pensando a dei blog tenuti da esperti, quindi sarà l'avvocato, sarà l'assicuratore, sarà non so, una figura come la sua, per esempio, che ha un'esperienza trentennale, così, non fatti i conti, di mare, e quindi abbiamo già l'idea, lo stiamo già sviluppando, ma questo sarà in seguito, ne parleremo più ampiamente. No, grazie Franco per l'intervento. Comunque, se posso risponderti, abbiamo sì fatto la soluzione tra trasportati, ospiti e equipaggio, perché come dicevi giustamente te, una persona che troviamo con un winch o un bacino in mano non è più un ospite, ma qualche equipaggio perché sta lavorando. È una suddivisione dei voli a livello assicurativo molto importante. Fai bene a dire questa cosa perché
comunque poi quando ci sono i sinistri bisogna vedere chi c'è in barca e che ruolo vengono queste situazioni. Allora comunque all'interno della nostra assicurazione che abbiamo previsto anche delle suddivisioni di chi è un trasportato o un aiutato, per cui bisogna sempre stare attenti, poi nell'effettiva svolgimento del sinistro tu cosa stai facendo? Io non vedo sole, no, vuol dire ci rimane. Serve un falso. Ok, bene, se non ci sono altri interventi, comunque abbiamo uno, prego. Economicamente come sta in piedi? Economicamente noi non siamo intermediari, siamo per mettere a disposizione la piattaforma, ci remuneriamo con un 15% di user che diamo attraverso la piattaforma online, quindi vuol dire che sul noleggio ci tratteniamo il 15%. Tenete presente che però alla fine è molto meno perché noi ci prendiamo in corpo il costo dell'assicurazione, quindi se io devo diminuire il mio margine, alla fine noi molto meno partiamo con i servizi. Quindi 15 lo prendo, però dopo io devo detrarre il costo dell'assicurazione. Però se lei la domanda specifica è quanto prendete, è 15. Sì, certo. 15% sul noleggio della banca. Quindi non diciamo la banca. Il cliente non paga niente, il cliente sa cosa quello che paga. Noi i soldi li tratteniamo da quello che è dovuto all'armatore. Io direi che se non ci sono altre domande, farei un ringraziamento a tutti.